Domenica 10 gennaio 2010. Silvio, Noemi e Letizia in licenza d'amore. E Nene che dice? Dice 27938/04 e poi il Pasquale Roberto e Soci, il Nobili Alberto e Soci non vogliono farsi processare. Ma perché? Temono per caso di essere condannati? Comunque sia, la legge è uguale per tutti. Alla sbarra! Belli o brutti che siano. A. Sindaco di Milano, Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, e in mancanza ONU e a chi se no? 27938/04 e poi oltretutto o diarrea verbale o puffi ignavi. La più grande offesa è il... e che ne so io, dice solo Caprettina lo sa. Dice comunicazione interna, saggio o esamino dalle ore 21 di oggi, domenica 10 gennaio 2010, Capretta esegue 10 inediti scelti fra i numerosi pezzi già eseguiti al pianoforte dalla Isabelita Russo da Milano tra il 2002 e il 2003. Chiuderà con pezzi di musica classica, altri fra cui... Dice, scegliete i pezzi e inviate le partiture qui, castretta@gmail.com. Entro le ore 20. Io ho scritto un comunicato interno. Capretti, vabbè. Altra novizia tua, dice. Quest'ultimo commento, chissà a cosa si riferisce, dice, avresti potuto evitartelo, come e più dei precedenti. Problemi personali, dice, sono i vostri e, a quanto pare, si possono curare solo con il bastone. Quando avete voglia di chiacchierare, così tanto per passare il tempo, fatelo fra di voi, fra amichetti, fatevelo cruciverba. Dice, ho altro da pensare che mettermi a chattare. Mo dice vado a vedere se c'è ancora qualche portavomete doc ancora in vita, per modo di dire. Attenti, dice, se non guardi segnano. E certo, il portiere se non guarda segna, no? Altra novizia tua, dice, i trovatelli d'Italia soffrono molto di più di tutti i bambini che continuano. Va a vedere a che cosa si riferisce. Vabbè, saranno i bambini del Biafra, questi e quell'altro. Comunque, altra notizia 2 dice, i trovatelli d'Italia soffrono molto di più di tutti gli altri bambini del mondo. A quelli, dice, non ci pensi. Mi fanno fuori tonnellate di pappine tutti i giorni. Per farli smettere, dice, di calci e pappina sul musetto e in testa, gliene do a bizzeffe, ma quelli non la smettono. Cedesi trovatelli 10 al prezzo di 1. La Bretta dice, lo comprare? A dire, riferita a Berlusconi, a dire che è tutta una montatura. La gente ammira di più Berlusconi. Perché? Perché ha preso in giro un po' tutti. La storia del 2000, no? Dice, da qualsiasi parte la si prenda, quello, il suo staff, dice, ve la schiaffa come vuole. Dice, solo io, dice, posso.
tenetelo a mente. Chi ha scritto? Caprettina. Pure. Dice. Il 27938-04 e poi è pieno di Berlusconi e nobili Alberto che chiamano Tartaglie, che chiamano i Tartaglia. Quanti? E comunque l'attentato avrebbe dovuto esserci veramente, ma non ai danni di Berlusconi, bensì di colui che l'Italia si è scelto come nemico da abbattere a tutti i costi. Gli avversari noti, diversivi, la toga rossa si fonde con le cravatte azzurre, verdi, nere, bianche, arcobaleno, e va all'attacco del cittadino, della famiglia, dei gruppetti che se ne stanno per i fatti loro, fra le loro cose. Se ne impossessano e poi fanno gli abusivi, ma gli abusivi sono i campi rom. Se. Dice, ma voi cosa ne sapete? E appunto dice, cosa ne sapete? Appunto, parlano di altre cose, ora non ne sanno niente. Altra novizia 2 dice, di rabbia, continuano a dire, dice, no, dice, smettola, non essere rabbioso, non essere questo, ma dice, di rabbia non ce n'è, e dice, e invece di ammirarmi, date da fare, la marcia, dice, è mia, e me la gestisco io, faccio, dice, ciò che la situazione mi impone, certo, dice, che il troppo stroppia, l'Italia, non Pinco o Pallino, ci ha derubati di tutto, diritti nessuno, boicottati, derisi, insultati, ammazzati e con l'obbligo di sfamare i carnefici, dice, da 6 anni quasi. Dice, e il bello è che sono loro a fare le vittime, e c'è osceno, è ridicolo. Quello che serve a voi, dice ancora, alla gente normale, sono le cose che servono a tutti. Io, dice, e dintorni, siamo un caso a parte, e cioè l'Italia, no? L'altra è l'Italia. Ecco, dice, rifarsi agli atti, stop alle chiacchiere. Il messaggio è per Sindaco di Milano, Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica. E poi dice, ma esistono? Dice, corregge Castrettina, dice, caprof. Altra novizia 2, dice ancora, dice, tutto può esistere, ma prima bisogna inventare. Che dicevano? Dicevano, dice, potrebbe anche esserci, dice, il fascismo democratico, il comunismo democratico. Tutto può esistere, ma prima bisogna inventare, testare. Non sulla pelle della gente, però. Già. E intanto, dice, continuiamo con questa Italia, bella sulla carta, nei fatti, o contrario, no. Non c'è niente da fare, dice. Ci vuole l'ONU. L'Italia per riprendersi ha bisogno di essere commissariata fino a prova contraria. Ancora altra novizia 2 dice, alle mie fragolette, ai frugolotti, ai trovatelli d'Italia. Altro angioletto, e chi è? Il nobile Alberto. Vigila, dice, anche sui calciatori che giocano le partite del cuore, il partito dell'amore, le partite del cuore. Dice, ma se in Italia, dice, comanda la toga, a che serve?
le elezioni, dice votate a me, votate a me. Dice, ma sei in Italia, comanda la toga, a che serve? Se un toga di Pacopena ha diritto di vita e di morte, di mettere alla berlina, di aizzare contro le donne e i bambini, tutti i delinquenti, dice, a che serve? Per ingentilire il post, dice, una foto, 2 angeli custodi. Chi sono gli angioletti? Il